Pronti con una lista per Palazzo Ferrofini, ci sarà anche Noi Moderati alle prossime elezioni regionali in Veneto, un partito che consolida alleanze, iniziare da Libertà Popolare, un movimento quest'ultimo che segna il ritorno alla politica attiva di figure storiche dell'ex Democrazia Cristiana Veneta, da D'Agro a Falcer. Un accordo, sottolinea Maurizio Lupi, intervenuto a Padova alla presentazione della lista in Veneto, voluto da Maria Stella Gelmini, l'ex ministro della Pubblica Istruzione e rappresentante di punta di Noi Moderati. È una maratona, a parte il fatto che mi piacciono le maratone, ma è per dire che oggi Noi Moderati sarà presente con le proprie liste a sostenere il centrodestra per il dopo Zaia, per candidarci come centrodestra a continuare a governare bene come abbiamo fatto in tutti questi anni la Regione Veneto, ma per dire che Noi Moderati cresce anche in Veneto, tra l'altro con questo progetto politico che parte dal nazionale ma poi si riversa sui territori. Oggi sigliamo questa alleanza, questa federazione con Libertà Popolare Veneto, che è un'associazione che raggruppa tante presenze civiche, liste civiche del mondo cattolico, delle autonomie, e credo che questo sia il progetto più importante, dare più forza al centro del centrodestra anche qui in Veneto. Ma lunedì voi un nome ve lo giocate? Che nome proponete? Ma, più che il nome si tratta di lavoreremo insieme e su questo non ci saranno problemi, ha ragione anche Matteo Salvini. Sempre il centrodestra, io, Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini abbiamo scelto la persona che meglio innanzitutto potesse essere la persona migliore per governare la regione. Si vota il presidente di una regione. E la persona migliore che tenga insieme una coalizione, tenendo presente una storia, tenendo presente anche le esigenze dei diversi territori. Quindi sono convinto che lunedì troveremo i candidati delle diverse regioni e anche in Veneto ci sarà per noi la grande sfida di poter continuare il buon governo del Presidente Zaia. Lei ha detto scelto, quindi è già stato definito il candidato per il Veneto? No, assolutamente, se no cosa ci troviamo a fare? Devo dire che siccome ho sentito polemiche, dibattiti, no, non si troverà in Veneto se non si va in una direzione, si va in un'altra, io credo che nel centro-est non c'è questa necessità di dire, minacciare piuttosto che andiamo in una direzione piuttosto che nell'altra. Si terrà conto innanzitutto dei programmi e per quanto riguarda il Veneto della persona migliore che può garantire l'unità della coalizione, ma innanzitutto garantire di proseguire il buon governo del Presidente Zaia. Qui il centro-est governa da tanti anni e continua a governare bene, quindi mi sembra che questo sia l'interesse della coalizione del centrodestra, da Noi Moderati fino a Fratelli d'Italia. Candidato leghista? Ma questo lo vedremo, io credo che si debba giustamente confrontarsi partendo dalle realtà. C'è una regola che Silvio Berlusconi ha dato al centrodestra 30 anni fa, che è la coalizione di centrodestra è compatta e chi guida la coalizione lo scelgono gli elettori. In questo momento è Giorgia Meloni a guidare il centrodestra, non è più solo il leader di Fratelli d'Italia, ma è il leader di tutta la coalizione oltre che il Presidente del Consiglio, e quindi la preoccupazione del leader della coalizione di centrodestra è di tenere unita la coalizione, ma votandosi per le elezioni regionali la cosa più importante nel contributo che Noi Moderati vuole dare ovviamente con la presenza delle sue liste è portare serietà, concretezza, responsabilità, contenuti, avere a cuore innanzitutto, prima ancora che tocca a me, tocca a te, il destino dei cittadini che si va a governare, in questo caso il destino dei veneti. Lei prima ha citato Tajani si è già sbilanciato su Tosi qualche settimana fa per il Veneto, ma Tosi non è un candidato che può piacere alla Lega. La coalizione di centrodestra è una coalizione, siamo in 4 soggetti che sostengono il centrodestra e credo che ognuno sia legittimato a mettere in campo il candidato migliore che ritiene possa esprimere il proprio partito. In questo caso è evidente che Tosi rappresenta Forza Italia. Per esempio noi in campagna abbiamo detto che abbiamo Mara Carfagna che crediamo come Noi Moderati, ma non solo per Noi Moderati, possa essere la candidata in questo caso alla presidenza della Regione Campania che riteniamo migliore, ma non per questo non ci si tiene poi intorno al tavolo e si discute e ci si confronta. Quindi fa bene Forza Italia a candidare Tosi, legittimamente credo che si faccia bene a
trovarci poi insieme a trovare una sintesi per il nome di chi sarà il presidente della Regione Veneto. Si dovrà tener conto anche della storia del Veneto, questo è evidente, così come è legittimo che Fratelli d'Italia, essendo il primo partito della coalizione, possa altrettanto rivendicare nomi, ma il lavoro che faremo insieme, ma innanzitutto che la sintesi che farà anche la Presidente del Consiglio, sarà quello di trovare ciò che meglio unisce la coalizione. Voi che proporrete al tavolo per il Veneto? Adesso ci confronteremo insieme oggi presentiamo questa alleanza e quindi sarebbe presuntuoso da parte mia, prima del lavoro che faremo oggi, di dire dei nomi. Ci confronteremo e a quel tavolo rappresenteremo ovviamente il contributo che noi moderati vorremmo dare anche qui in Veneto. Oggi riparte con un nome da qui. Ne discuteremo. A quel tavolo ci troveremo tutti insieme con programmi, contenuti, che è quello che ci interessa di più. Sottolineare che in Veneto, come nelle Marche, come in Lombardia, come in tutte le altre regioni, il Presidente della Regione è il Presidente della Regione, ma rappresenta la coalizione di centrodestra e si vince e si perde insieme e ognuno dà il suo contributo. Se si è governato bene lo abbiamo fatto perché Zaia è stato un eccellente Presidente, ma perché comunque c'è il contributo da parte di tutti e ci deve essere il contributo da parte di tutti. Non a caso noi moderati sarà presente con le sue liste a sostenere il candidato Presidente del centrodestra che decideremo insieme. Quale sarà l'apporto di noi moderati all'interno della coalizione nei programmi di governo delle varie regioni? Adesso lo presenteremo nella conferenza stampa, ma credo che debba essere esattamente quello che noi possiamo portare in termini di priorità. Pensiamo al tema dell'educazione, della formazione, della famiglia, pensiamo al tema delle infrastrutture, portiamo un'esperienza importante, pensiamo al grande tema della sanità. Certamente qui ci sono delle eccellenze come sono state sottolineate, ma l'attenzione all'evitare che ci siano le liste di attesa, alla persona al centro, all'idea che la cura della persona non sia solo quella fisica ma anche quella mentale, c'è tutto il tema dello psicologo di base che si è già affrontato anche in questa regione, cioè ci sono tanti temi su cui noi vogliamo caratterizzarci. Per noi certamente famiglia, educazione, infrastrutture e sanità sono le priorità. Presidente, oggi il Consiglio regionale del Veneto è quasi un monocolore leghista. Noi moderati che aspettative ha per le prossime elezioni? Cioè, quanti consiglieri pensate di portare al carro fine? Anche dopo questa alleanza che oggi presentiamo, il progetto politico di noi moderati, che è quello di dare voce nazionale alle liste civiche territoriali, alle esperienze appunto dei diversi territori, credo che potrà dare il suo contributo. Noi ci aspettiamo di avere certamente un paio di consiglieri regionali e quindi una rappresentanza importante per noi, è la prima volta che ci presentiamo in Consiglio regionale. Ma credo che questo sia una risorsa anche per tutto il centrodestra. Il centrodestra non è un monocolore o un partito unico. La forza del centrodestra è l'unità della sua visione politica e poi la pluralità delle presenze, e quindi credo che faccia bene a tutta la coalizione il fatto che ci siano non solo un monocolore, ma ci sia una pluralità di presenze. Poi, come sempre, per noi decidono i cittadini, e se nelle ultime elezioni regionali i cittadini hanno dato il consenso che hanno dato innanzitutto più che alla Lega, a Fratelli, cioè alla lista di Zaia, credo che un'indicazione sia stata data, e questa è un'indicazione positiva. Vedremo a queste elezioni regionali come gli elettori di centrodestra decideranno di dare il peso. Noi ci siamo e daremo il nostro contributo. Noi moderati, ha qualcosa a favore o contro l'eventuale lista Zaia Presidente, la lista Zaia? Appunto, credo che questo sia un tema che riguardi non noi moderati, ma riguarda la Lega. Mi sembra che il Presidente Zaia sia, direi, un esponente assolutamente di livello e autorevolissimo della Lega, e quindi credo che sarà una discussione che dovranno fare Matteo Salvini e Zaia. Io su questo non voglio dare consigli. La Lega decide quello che deve decidere. È chiaro che una lista del Presidente sarà la lista del Presidente che sarà candidato, quindi sarebbe un conto è presentare la lista Zaia, la lista Presidente Zaia, non credo che ci sarà.
Però io penso che noi non abbiamo il diritto di entrare nelle scelte che la Lega deve fare, che ogni singolo partito deve fare. Noi stiamo facendo alleanze, come oggi presenteremo, con le liste civiche, con Libertà Popolare Veneto, con le liste autonomiste che sono qui presenti, anche con il mondo cattolico, che è del terzo settore, che ha bisogno di essere rappresentato, un pezzo di mondo di riformista socialista, e credo che su questo nessun altro dei nostri alleati entra nel merito delle scelte che ognuno deve fare, quindi credo che questa sia una scelta legittima che debba fare Matteo Salvini insieme a Luca Zaia. Il conflitto tra magistratura e politica non serve a nessuno, non serve alla magistratura e non serve alla politica. Certo che è molto strano quando, a fronte di una assoluzione, perché il fatto non sussiste in primo grado nei confronti del ministro Salvini, i PM facciano un ricorso addirittura al livello più alto, alla Corte di Cassazione. È evidente che non si tratta di un problema giuridico, ma si tratta di un intervento a gamba tesa nel mondo della politica, e questo fa male alla politica, ma fa male innanzitutto alla magistratura. Inchiesta di Milano? Noi non chiederemo mai le dimissioni di un sindaco o di un presidente della regione piuttosto che di un ministro a fronte di un avviso di garanzia o di indagini in corso. Quello che ci preoccupa su Milano è la paralisi della città e che possa venir meno un modello che è importantissimo per Milano, che è la collaborazione pubblico e privato. E da questo punto di vista ovviamente, se la giunta di sinistra che governa da 15 anni Milano non è più in grado di governare la città di Milano e porta alla paralisi di tutto, ne deve tirare le conseguenze, ma il centrodestra deve prepararsi ovviamente a costruire un'alternativa che sia innanzitutto un'alternativa seria di governo per la città di Milano. Potrebbe esserci lei tra le alternative. No, innanzitutto ci dovrebbe essere un programma serio e un contenuto. Ricordo che il centrodestra purtroppo è 15 anni che perde Milano, e quindi prima di preoccuparci anche tra gli alleati se è uno civico o un politico, se è un politico o un civico o se è una via di mezzo, suggerisco a tutti di lavorare insieme, e Noi Moderati farà questo, su che Milano vogliamo da qui ai prossimi 10 anni, che programma mettiamo in campo, e la persona che sceglieremo a candidato sindaco sarà quella che meglio potrà interpretare questo programma.